Il Parco Giardini di Sigurtà è una storia che nasce addirittura nel 1400, quando il patrizio veneziano Gerolamo Niccolò Contarini acquista la proprietà agricola di Valeggio. Nel 1417 fa costruire la Domus Magna all'interno del Brolo Cinto de Muro, fortificato e produttivo. Questo è proprio l'inizio della storia, che poi si sviluppa nel tempo, attraversa non solo gli anni ma proprio i secoli, e arriviamo al giorno d'oggi, anni 2000, quando la storia continua, perché il parco diventa interamente fruibile, interamente pubblico, interamente pedonale e percorribile. Se nel 400 si trattava di una fattoria, accanto ai campi coltivati c'era comunque un piccolo e geometrico giardino adiacente alla casa principale dedicato all'ozio dei nobili. È da qui che risalgono le antiche origini del Parco Giardino Sigurtà. Nel 1436 i figli del nobile vendettero la tenuta alla famiglia Guarienti, che ne rimase proprietaria per ben 180 anni, facendo crescere sempre di più l'area dedicata al giardino. 1616 passaggio di proprietà dalla famiglia Guarienti alla famiglia Maffei. Anche qui molti cambiamenti. Fu proprio grazie al conte canonico Antonio che l'area ottenne di attingere acqua dal vicino fiume Mincio. Questo diritto di irrigazione permise verso gli esordi dell'Ottocento l'ampliamento del giardino. 1792, sotto l'influenza del poeta Ippolito Pindemonte, che vide nella proprietà la presenza di una tipica atmosfera romantica all'inglese, nacque appunto questa impronta romantica del futuro giardino di Valeggio sul Mincio, caratterizzato dal bosco in cui venne inserito un tempietto neogotico, oggi chiamato eremo, un castelletto nel medesimo stile e la grotta, un luogo semplice, negletto e rustico, perfetto per la conversazione, la lettura e la musica. Nel 1836 l'intera proprietà passò al marito della figlia, iniziando così la stirpe Nuvoloni, e vide il passaggio di ben 2 imperatori. Durante le battaglie di Solferino e San Martino giunse Francesco Giuseppe I d'Austria e successivamente Napoleone III di Francia, che occupò la villa. Inizi Novecento, divisioni e declino, tanto che l'intero complesso venne venduto a una famiglia del luogo, ma è la primavera del 1941 che segna l'inizio della proprietà da parte della famiglia Sigurtà. Carlo Sigurtà iniziò la grandiosa opera di riqualificazione e grazie a una multa di 15 lire scoprì di avere ancora quell'antico diritto di prelevare acque dal fiume Mincio. Con l'irrigazione iniziò così la trasformazione delle aride colline moreniche della valle del Mincio, che tornarono ad accogliere invece una vegetazione molto ricca e assunsero nel tempo questa bellezza grazie alla passione e devozione di Giuseppe Carlo Sigurtà. Successivamente il giardino non solo fu abbellito, ma crebbe anche delle dimensioni. Da 22 ettari originari assunse nel tempo le dimensioni attuali di 60 ettari. La famiglia Sigurtà quindi prosegue con la stessa passione da 4 generazioni questa idea di offrire la bellezza del verde, della natura, dei fiori, e naturalmente c'è tutto un intrico legato alla manutenzione. Si parla di canali sotterranei, l'acqua del Mincio, ci sono naturalmente un sacco di macchine da garden all'opera e tantissimi manutentori, e questo consente di assaporare in qualunque stagione la bellezza di questo vastissimo parco ad oltre 400.000 visitatori ogni anno. Tulipani, cornioli, l'albero delle farfalle, iris, girasoli, merocallidi, narcisi, begonie, fritillari, allium ornamentale e poi le rose. Tra le esposizioni floreali più celebrate fioriscono a partire dal mese di maggio lungo il viale che porta il loro nome, con fioriture che arrivano fino a settembre. Il viale delle rose, lungo 1 chilometro, rappresenta l'immagine istituzionale del parco, la sua veduta a cannocchiale
quale appunto inganna l'occhio perché dà l'impressione di poter raggiungere direttamente il castello, la cui edificazione risale alla fine del 1200 da parte dei signori di Verona a scopo difensivo. In realtà il Viale delle Rose conduce a un altro punto di interesse del parco, il Polirinto, che ospita 1500 esemplari di tasso su una superficie rettangolare di 2500 metri quadrati, un'opera di architettura vegetale nata da un'idea di Giuseppe Sigurtà, che lo ha progettato e oggi è considerato fra i 3 labirinti più belli esistenti. Al centro sorge una torre a cupola ispirata a quella del parco di Bois de Boulogne di Parigi. Il Viale delle Rose conduce anche al Lago delle Ninfee, 18 specchi d'acqua in cui fioriscono le ninfee rustiche, diurne e tropicali dai petali rosa pallido, rosa intenso, rosso, ciclamino, bianco, giallo. Le ninfee sono piante acquatiche che crescono bene in ogni acqua dolce. I loro petali si aprono di giorno per chiudersi alla sera. Nelle vicinanze dei giardini acquatici ci sono i fior di loto che sbocciano in estate e mostrano foglie ad ombrello, grandi petali bianchi, rosa chiaro, fiori di loto dai petali bianchi che si possono ammirare in una vasca nelle vicinanze della Grande Quercia. Molto particolari le mini ninfee nei laghetti al piedi dell'Eremo e anche quelle bianche nel laghetto del cimitero dei cani, colore scelto come segno di rispetto da parte della famiglia Sigurtà nei confronti dei fedeli amici loro appartenuti. Infatti qui riposano pastore belga, pastore tedesco, barboncini, tutti appartenuti alla famiglia. A Pelo d'Acqua è poi posta la scultura che raffigura un pastore belga con lo sguardo rivolto verso il parco. La grotta votiva, che sorge nel bosco nelle vicinanze del Polirinto, costruita con pietre naturali e numerosi fossili incastonati, inizialmente ospitava conversazioni di filosofia, arte, poesia, amore. Successivamente Carlo Sigurtà ha voluto dedicarla alla Madonna di Lourdes, in ricordo della madre che come lui era devota alla Vergine apparsa a Bernadette. La passeggiata panoramica fa cogliere la bellezza del circondario della Valle del Mincio e delle colline moreniche, cipressi e pini, gli alti fusti degli alberi della fattoria sottostante, aceri giapponesi tra sfumature giallo, oro, rosso, verde, i bossi del piazzale dei Tramonti e il bosco dei verdi aceri. Il grande tappeto erboso è la distesa più vasta di tutto il parco, un immenso spazio verde costituito da diversi tipi di erba che viene tagliata a giorni alterni. All'interno del parco è nascosta una piccola area dove la famiglia Sigurtà ha deciso di coltivare circa 40 diverse tipologie di piante dalle preziose proprietà terapeutiche. Si tratta del giardino delle piante officinali, al centro della quale si erge la statua di un leone che sembra vegliare su lavanda, rafano, salvia, sedano di montagna, aglio profumato, verbena, echinacea, assenzio, maggiorana, menta, melissa, porro, erba limoncina, origano. La Grande Quercia coi suoi 4 secoli di età, i bossi semplicemente accarezzati dai potatori senza seguire le regole dell'arte topiaria, la Valle dei Daini in piccoli gruppi che nel periodo estivo possono trasformarsi in branchi anche numerosi, e nelle vicinanze la pietra della giovinezza in cui si possono leggere le parole di speranza del poeta Samuel Ullman. La novità su cui si lavora è la creazione di un tunnel che collegherà il labirinto di 2500 metri quadrati e 1500 piante di tasso alla vicina torre, che a sua volta diventerà luogo di esposizione dei circa 20.000 fossili della collezione di famiglia, con l'ambizione di migliorare il secondo posto nella classifica dei giardini più belli d'Europa, riconosciuto alcuni anni fa al Parco di Valeggio. I tantissimi visitatori consentono anche il mantenimento e le migliorie nel parco, garantite dal lavoro tutto l'anno di una ventina di giardinieri, ma anche di altre decine, tanto che si arriva ad oltre un centinaio nel pieno del lavoro con gli stagionali. Tante persone, tante professionalità, tante mansioni e naturalmente un parco macchine sempre all'avanguardia per questi 60 ettari di meraviglia.
Se dal Parco Sigurtà una illusione ottica ci fa toccare con mano il castello Scaligero di Valeggio sul Mincio, riconosciuta città d'arte, il borghetto è davvero a pochi chilometri. Uno dei borghi più belli d'Italia, edificato sulle rive del Mincio, nella valle cinta delle colline moreniche, a pochi passi dal centro del paese. Borghetto, un piccolo villaggio nato in simbiosi con il fiume Mincio e caratterizzato da antiche fortificazioni risalenti al periodo medievale. Un unicum urbanistico, il centro più antico della frazione mantiene ancora oggi intatto il caratteristico aspetto del borgo medievale, sottolineato dalla presenza del campanile, dalle ruote dei mulini ad acqua, un tempo utilizzati per la molitura del frumento e dei cereali, e dalle rocche del ponte visconteo, una straordinaria diga fortificata costruita nel 1393 per volere di Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, allo scopo di garantire l'impenetrabilità dei confini orientali del ducato. È lungo 650 metri, largo circa 25, con il piano stradale sopra il livello del fiume. E gli abitanti lo chiamano il Ponte Lungo e si collega con il sovrastante castello Scaligero attraverso alte cortine merlate, integrato in un complesso fortificato detto serraglio che a suo tempo si estese per circa 16 chilometri, pensate, fino alle pianure di Nogarole Rocca. E qui, come in tutte le località tra il lago e il fiume, è possibile assaporare i piatti tipici: capunsei, agnolini, tortelli, pasta ripiena all'amarone e tortellini. L'occasione migliore per gustare questa ricetta è la festa del nudo d'amore, che si tiene ogni anno sul ponte visconteo, durante la quale vengono serviti a circa 4.000 commensali su 2 lunghe tavole. Dalle colline moreniche alla confluenza con il Po, il Mincio è un susseguirsi di eccellenze anche sulla tavola. Tipico il luccio in salsa, recentemente entrato nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della regione Lombardia. Per i dolci non solo sbrisolona, ma anche la torta delle rose. E in questo piccolo e antico villaggio di pescatori, tra antichi mulini e atmosfere medievali, sempre il sottofondo dello scorrere del fiume. Finisce qui la nostra puntata, grazie per essere stati con noi e naturalmente in sovrimpressione vedete tutti i nostri riferimenti. L'appuntamento si rinnova sempre qui tra una settimana esatta. In collaborazione con